Ecco il Cristo. Giralo, giro. Sono emozionata. Qual è il momento più emozionante? È il momento in cui arriva in spiaggia. Buongiorno amici di Bella Sicilia. 1, 2, 3. Ok, aspetta, lascia così che si scarica un po'. Questa mattina avete vissuto una giornata emozionante. Tutto è iniziato così. Ci stiamo avvicinando allo scoglio che insieme al castello è il nostro simbolo. Posto molto ma molto veramente bello. Per vivere questo, Uno dei momenti più emozionanti che i nostri sub ci fanno vivere in questa giornata. Siamo partiti dalla riva con la barca, con i sub. un gesto che stringe il cuore e fa emozionare i sub. Poi fare questo tipo di immersione, portare su il Cristo è qualcosa che ti tocca. La sagoma la vedi chiara. Vedere il Cristo che piano piano si solleva dal fondale, dal blu verso la luce, è qualcosa di fantastico, eccezionale. Siamo arrivati lì sempre parlando di come fare, come muoversi. Tutti pronti, siamo già vestiti operativi, scendiamo sotto. Io faccio l'imbragatura. Voi due vedete sotto, state attenti al perno. Quando ci diamo l'ok, togliamo il perno, faccio il segnale e loro cominciano piano piano a salirlo. Sicuramente all'inizio c'è anche un po' di tensione perché le operazioni non sono mai facilissime, anche se il mare oggi ci ha assistito perché c'è un mare splendido e un sole caldissimo. Ok, perfetto. Stiamo distanti, attenzione a non fare pallonate, man mano che saliamo scarichiamo bene il gamo. Dico, siamo tutti e tre professionisti, quindi ci andiamo a divertire, ok? Ok. Perfetto, scendiamo. Fino a quando i sub non si sono calati in acqua e non abbiamo fatto le prime operazioni, diciamo che un po' di tensione c'è sempre. Poi, man mano che si va giù e che si tira il Cristo sopra, al di là della fatica che si può fare, è sempre bello vedere questa sagoma bianca che risale dal fondale. Ok. È come se la festa cominciasse con questa riemersione. Forza! Attenzione. Ok. E adesso lo isseremo sulla barca. Io lo tengo così. Attenzione che cade. E lo porteremo pian piano con la barca in processione fino a terra. Poi lo scopriamo dopo. Attenzione. Va bene. C'è il momento di portare il Cristo a terra. Questi qua, Allora. Ed il grande applauso per questo giorno davvero emozionante. Già si vedono proprio le persone che aspettano sulla spiaggia e anche questa è una parte molto emozionante perché vedere così tante persone che aspettano un evento, anche se magari piccolo, in un paese piccolo, è sempre emozionante. È un momento particolare anche perché è una tradizione ormai che il Cristo degli Abissi, che durante l'inverno guarda il paese di Brolo dal mare, ora viene praticamente con l'aiuto di questi sommozzatori che sono bravissimi, issato, portato sulla spiaggia e poi guarderà praticamente dal muletto tutti coloro che praticamente vedono questo paese, e quindi è una tradizione che è diventata non solo cristiana ma anche una tradizione storica di questo nostro paese. Conosceva questa festa? Sì, è terza anno. Bello. Cosa ne pensa? Bello. Gesù ha aiutato tutti, tanti giovani. Bellissima. Da dove viene? Io vengo da Bronte, provincia Catania. Conosceva questa festa o è la prima volta? No, è la prima volta che mi trovo qua. È meraviglioso, non avrei mai potuto immaginare che esistesse una festa di queste. Io vengo da Bronte, città del pistacchio. Sì, è il terzo anno, bellissima. Non per niente vengo ogni anno in questi tempi per vedere questa
sono emozionata. Complimenti per questa manifestazione, bellissima. Per vedere questa È la prima volta che veniamo da Salerno. Bellissimo, Io vengo da Avellino. grazie. Da Avellino, sì. Questo è il terzo anno e ho invitato pure i nostri amici a venire per vedere questa manifestazione. Bellissimo, grazie. Grazie a voi che avete dato questa disponibilità per vedere questo. Grazie. Onda TV e Bella Sicilia. È un momento che attraversa diverse dimensioni del nostro essere. Siamo qui sulla spiaggia, molta gente a godersi un momento di svago e di riposo in questa giornata assolata, ma la riemersione del Cristo ha un significato molto più importante che quello semplicemente turistico, che comunque fa parte della festa di oggi. Oggi non è soltanto festa della Madonna o festa del Cristo, questa festa ha un significato più ampio, la chiamiamo festa del mare per racchiudere tutte le tradizioni, la storia di una comunità locale che si è identificata nella Madonna e nel Cristo nelle generazioni, quindi siamo qui a compiere questo atto di riemersione per ricordare che Cristo riemerge dagli abissi del nostro cuore e ci ricorda che Lui è sempre la luce del mondo. Cosa ne pensate di questi attimi vissuti oggi a Brolo? Vedremo di leggere i vostri commenti, quindi lasciate un pensiero riguardo questo momento. E soprattutto scriveteci qual è il momento secondo voi più emozionante visto sinora nel nuovo video di Bella Sicilia. Definire questo momento emozionante è poco, è molto di più. Sì, direi che è riduttivo, è molto più che emozionante. Poi il fatto stesso che il Cristo ogni anno ci dà la possibilità che venga qui in mezzo a noi e soprattutto anche mi consente di dire che scende qui su questa parte meravigliosa, è tutta meravigliosa la nostra spiaggia, ma sicuramente questa è la spiaggia attrezzata per le persone con disabilità, sicuramente ancora più bella. La spiaggia attrezzata di Brolo che quest'anno ha avuto anche un'implementazione di finanziamento, siamo riusciti a ottenere dei finanziamenti per rimodernare le pedane, per sistemare il tutto, mettere anche dei giochini. È una bellissima, veramente bellissima iniziativa che i comuni possono realizzare per poter dare comunque la possibilità a chi è stato meno fortunato nella vita di poter godere anche non solo del mare ma anche di queste cose. Quindi ci sarà l'incontro tra poco tra la Madonna e il suo figlio. L'incontro tra la madre e il figlio che rappresenta per noi una grande grazia di Maria. Ed ora l'incontro tra la madre e il figlio. Andremo al cospetto della Madonna dei Pescatori. Un altro momento da pelle d'oca che vi invitiamo a seguire, restate con noi fino alla fine del video. Adesso il Cristo verrà messo sulla varetta, verrà posizionato all'interno della varetta. 4 persone a turno lo porteranno in spalla fino al moletto dove lo aspetta la madre. E così il tutto verrà preparato per la messa di questa sera e per la processione a terra. E poi il giorno dopo, la domenica sera alle 7, verranno portate le 2 statue, le 2 immagini verranno portate sulla barca e faremo la processione a mare. E stiamo arrivando, ancora pochi secondi, e vi sarà l'emozionante incontro. Fateci sapere da dove ci state seguendo, condividete il video.
Sicuramente è un momento emozionante per tutto il paese, anche perché l'incontro fatto fra Cristo Gesù e la Madonna del Mare rappresentano una situazione che vede insieme i maggiori protettori del nostro paese. Da una parte la Madonna, dalla parte il Cristo che è risorto dagli abissi e che quindi viene portato qua a guardia del paese e del mare. Non mancate sia alla messa di stasera, sia alla processione a terra, ma soprattutto non mancate domani. Chi può con la propria imbarcazione, rispettando sempre le regole nautiche, e chi può guardandolo da terra. Vi facciamo tanti complimenti e viva la festa della Marina Brolo! Complimenti a tutte le persone che ci seguono, complimenti a voi che fate questo grandissimo servizio non solo per noi, per l'associazione, per il paese, ma per tutta la comunità, per far conoscere anche queste piccole cose che con voi diventano anche grandi. E sono state delle emozioni difficili da spiegare. Invitiamo tutti domenica a vivere. Domenica sì, vi sarà la processione al mare della Madonna del Mare e quindi siamo tutti qua a invitarvi ad essere presenti a un altro passaggio memorabile del nostro paese. Il momento tanto atteso è arrivato. Il Cristo degli Abissi si è ricongiunto con sua madre, con la Madonna, Immacolata dei Pescatori, e quindi da ora in poi la festa è aperta. Godetevi questo momento perché continuerà a essere emozionante e ci vediamo sicuramente questa sera per la messa. Messa che sarà celebrata alle ore 21. Questo posto sarà allestito e sarà accogliente per almeno 100-150 persone. Mentre la processione resta confermata alle ore 20 e poi vi aspettiamo domani. Mi raccomando a seguire la giornata di domenica, oltre ai nostri spettacoli che ci saranno anche sabato. Domenica sera avremo la bellissima processione a mare che partirà da qua, dal Nautilus, andrà verso il confine est del nostro paese, poi toccherà il confine ovest fino ad arrivare di nuovo allo scoglio e ritornare a terra.